26 o 27, adesso non so, imprenditore, 26 o 27 imprenditori enormi per conto di questi, le osservazioni fondamentali che abbiamo tenuto presente, alcune sono già entrate nel regolamento, altre vedremo di porre rimedio come ho accennato nella mia relazione all'altra. Prego. Sì. Allora, giustamente, se devono essere tenute in considerazione, perché io credo che questi 26 o 27 imprenditori, pescatori, se chiedono delle modifiche, si sono rivolti a un avvocato, significa che comunque non sono stati ascoltati, perché, torno a dire, oggi i soldini valgono per tutti e se sono costretti, e torno a ribadire che loro sono gli attori fondamentali per la funzionalità del mercato ittico e anche di mantenere quella che è una tradizione, come ha detto lei, capogruppo Martesano, perché a loro dobbiamo chiedere. Quindi perché si devono rivolgere a un avvocato in questo momento? Perché non sono stati ascoltati. Che siano 26 o 5 o 1 non cambia, bisogna ascoltarli, e in questo momento storico ben importante per la crisi di tutti, io credo che a questo punto prima di tutto sia un segnale nei confronti di chi è andato dall'avvocato, perché comunque, torno a dire, deve sborsare dei soldini, ritirare l'ordine al punto del giorno, rivedere con le categorie, come lei ha detto, le modifiche al regolamento, e mi auspico che questo possa anche non nascere in un contenzioso e far causa al comune, e quindi con spese contro spese. Quindi, siccome lei stesso, e apprezzo che da lei mi viene questa proposta di dire che comunque vedrà di modificarle nel tempo, ha detto lei prima, io dico allora non modifichiamo nel tempo, ritiriamo l'ordine del giorno, auspichiamo un incontro con la marineria, vediamo dove si può andare a toccare quello che è previsto dalle loro richieste, evitando contenziosi spiacevoli, perché torno a dire, chi lavora sono loro e hanno un mestiere che in questo momento è ben in crisi. Quindi se andiamo ad affossare ancora di più le categorie con perché costretti ad andare da un avvocato e aprire un contenzioso nei confronti del comune, allora la delibera di prima non si fa il contenzioso e si stabilisce un prezzo. Qua abbiamo più categorie ed è giusto più persone che siano ascoltate. Credo sia un ragionamento di logica e anche di essere costruttivi nei confronti di queste categorie e di quello che sarà il prossimo regolamento. Quindi chiedo fermamente che venga ritirato l'ordine al punto del giorno, altrimenti saremo costretti ad abbandonare l'aula. Prego, Lorin. Grazie Presidente. Ecco, io mi rendo conto dal capogruppo Marchesà che, secondo quello che ci riferite a voi, le osservazioni, o quantomeno i punti che sono stati sollecitati dall'avvocato Scarpa, possano o meno essere stati recepiti nella bozza del regolamento che portate in Consiglio. Però noi non abbiamo visto le osservazioni, non le abbiamo lette e francamente io ne avrei anche il diritto come consigliere come tutti gli altri. Del resto, già in sede di commissione consigliare noi non avevamo avuto ancora modo di vedere la documentazione preliminare, per questo sappiamo che ampiamente ne abbiamo discusso in varie sedi in più occasioni. Quindi, già la discussione, che non è stata discussione ma mera illustrazione in sede di commissione, era carente sotto il profilo della disponibilità della documentazione del nostro possesso. E l'invio telematico è avvenuto alle 3:30 di pomeriggio e ci siamo trovati alle 5:30, quindi di fatto vi era l'impossibilità oggettiva per noi di revisione della documentazione. Se poi oggi si mette dire anche che in medio tempo è avvenuta pure un'osservazione a mezzo legale di 26 o 27, non ho ben capito quanti sono questi operatori, su quanti poi, perché se fossero 26, 27 su 100 posso capire, ma se fossero addirittura 26 o 27 su 35 o più di lì, allora sarebbe quasi la totalità degli operatori che andrebbe a lamentarsi della bozza del regolamento. E noi riteniamo che sia assolutamente indispensabile poter affrontare con tutta la calma necessaria e soprattutto la preventiva visione e studio della documentazione integrata agli atti,
la delibera in oggetto. Personalmente anche noi ci troveremo nell'impossibilità di affrontare serenamente e coscientemente il voto sul punto, tanto più che evidentemente della questione è già stata interessata anche legale. Prego, capogruppo Borghesio. Allora, quando lei dice consigliere Torino, mi trovo assolutamente d'accordo in quanto la bozza è stata inviata a tutti e messa a disposizione ancora una ventina di giorni fa, quindi non può dire che è arrivata all'ultimo momento. No, quella è l'ultima parte con le modifiche che sono state fatte su osservazioni da parte di chi ha fatto presente alcune cose. Quando fatto presente dall'avvocato Scarpa, le ho già detto che alcune modifiche sono già state apportate perché sono state fatte osservazioni tecniche precise da parte di altri. Qui lei è libero di pensarla come crede, sereno e tranquillo. Prego, consigliere Todoro. Sì, io le chiedo che l'intervento precedente fosse un'integrazione di chiarimenti, quindi adesso entro da questione esclusivamente un po' tecnica e un po' politica. Devo dire che se dovessimo affrontare l'aspetto esclusivamente tecnico, credo che quando andremo all'attivazione del mercato ittico nella nuova sede dovremo risolvere delle questioni amministrative, gestionali, tecniche, amministrazione comunale con la marineria. Quindi questo rapporto di collaborazione credo debba essere prevalente su qualsiasi altra considerazione. Quindi io invito a non cercare i motivi di dissidio, ma di cercare di trovare i motivi di collegamento. Vuol dire che non andiamo a quando è fallito, quando si è chiuso il mercato ittico, perché altrimenti perderemo il nostro tempo, ma partiamo sostanzialmente dalla delibera del 27 che viene citata anche in questa 27 agosto 2013, dove questo Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale, con i voti di estensione della lista Torino, motivati per altre ragioni, alla maggioranza, quindi tutti quanti, si prendevano carico in funzione agli indirizzi, in ordine agli indirizzi per la gestione del mercato ittico comunale, che rendevano necessario l'intervento del comune per garantire una certa continuità, una certa vicinanza alla marineria e tutelare sia il prodotto pesce e salvaguardare anche quelli che erano gli aspetti promozionali e turistici che sostanzialmente sono secondari rispetto a quello che è l'aspetto di economicità del settore della pesca. E si è anche stabilito che il settore della pesca riveste un'importanza fondamentale. Il settore della pesca non lo facciamo noi politici, per noi politici siamo qui per favorire e accogliere, come lei diceva prima, le istanze e le segnalazioni da parte dei pescatori. E quindi a me dà un po' fastidio e mi crea dei dubbi che un argomento di questo genere, dove tutti quanti dobbiamo partecipare e collaborare per far sì che le difficoltà del comparto della pesca siano superate, mi fa specie che si debba ragionare in termini titolari attraverso l'avvocato. Io credo che la volontà o le espressioni poste dai due capigruppo di andare in discussione a queste osservazioni fatte convocando questi 26, 27, ma anche tutti quanti, e a dar ragione di perché alcune questioni possono essere prese in considerazione e altre non sussistono dal punto di vista problematico, sia un aspetto fondamentale, perché quando apriremo il nuovo mercato ittico, ma anche ora che stiamo gestendo il mercato ittico a San Luis
problemi di logistica, credo che un buon rapporto e un buon confronto con la meraviglieria, con coloro che fanno l'economia del comparto della pesca sia fondamentale. Non credo casca il mondo, a meno che questa amministrazione comunale non abbia già attivato i contatti, d'altronde non è che siano fondamentali noi per poter portare avanti una trattativa se state già attivando dopo aver ricevuto questa comunicazione gli opportuni contatti pensando di andare a modifica del regolamento si può portare modificato tra 20 giorni o tra un mese di nuovo. Però ritengo che probabilmente dal 2 di luglio non ci siano più stati contatti. Mi sarei preoccupato per quel giorno, mi ricordo, c'erano tante obiezioni, altre create, altre risposte in modo pertinente da voi che eravate qui, però altri dubbi che dovevano essere chiariti e naturalmente anche riportato nell'alveo della discussione normale che merita questo tipo di argomento. Quindi io sollecito e credo di poter anche condividere la sollecitazione dei due capigruppo che un passaggio in più, un approfondimento, che ci sia la commissione o no per l'approfondimento, ma quindi erano le aspettative di far valere la commissione. Parliamone perché sostanzialmente io vorrei che ci fosse un solco tra marineria o qualcuno della marineria e l'amministrazione che è chiamata a gestire questo aspetto insieme ai pescatori. Quindi ritengo che dobbiamo parlarne e ascoltare proprio nel principio di quella delibera che tracciava gli indirizzi in ordine alla gestione del mercato ittico e che questa sera si sta proponendo il regolamento possa meritare un ulteriore passaggio e un approfondimento degli aspetti che sono chiari all'amministrazione comunale, probabilmente sono chiari a coloro che operano nel settore della pesca. Grazie consigliere Giannoni. Ci sono altri interventi? Io credo che la delibera debba essere messa in sera, se non altro per il livello di rilevanza che oggi l'argomento che la ditta della stampa sia passato alla Commissione ha. Mi spiego perché. Come ricordato l'attenzione del Consiglio Comunale a parte del capogruppo Marchigiano, nel dare incarico all'avvocato ai pescatori, io porto l'attenzione di alcuni giuridici, strettamente giuridici. Una di queste questioni, la prima, è già stata accolta, è stata condivisa ed era già passata di fatto nella Commissione. Le altre tre richieste dall'avvocato Casa non sono richieste accoglibili, perché loro sono oggettivamente accoglibili, non è competenza comunicabile, ma le certe scelte che sono indicate dentro, ma semmai variate potrebbe essere il genere civile. Consapevolezza che l'avvocato avrebbe dovuto avere, perché nel portare l'attenzione del Consiglio dell'amministrazione comunale delle richieste sulle quali non si può valutare e decidere, il Consiglio oggettivamente accoglie quello che viene chiesto. La richiesta è organizzata da altri enti potevano fare osservazioni. Io, a prescindere dalle organizzazioni che hanno indotto a fare recapitare le osservazioni solamente il giorno prima di fatto del Consiglio Comunale, non entro nel merito, che ritengo rilevante. Andiamo a vedere se quella che è stato oggi può portare la necessità di un rinvio per essere un argomento che sia nuovo nel programma che nessuno ascolta no. Il primo è stato accolto, gli altri non sono ancora politici, quindi non porteremo mai all'attenzione della Commissione, della prima Commissione consigliare e le altre tre richieste perché non sono competenze del comunità. Ecco, dissento invece sulla questione del motivo
per i quali questi lavori si siano rivolti a un avvocato. Non conosco le ragioni, ma mi viene semplicemente a pensare che non sia perché non c'è stato un dialogo con l'amministrazione, del resto abbiamo pubblicato sul sito comune la vostra regolamento molto tempo fa, è stata portata, dimostrata quando c'è Presidente Paolo. In quest'aula non c'è nessuno in occasione, tra l'altro diciamo che tutti sono stati invitati e non sono stati dicendo. E ricordo bene cosa è stato detto quella sera. Avete tempo, prima di fine luglio, per il mese intero, per farci pervenire le osservazioni. Ora, sono probabilmente le osservazioni da nel mio ricordo, state accorte. C'è stata concertazione con l'ente. Sono pervenute le osservazioni dell'ASL, molte sono state accolte. Perché probabilmente l'ASL le aveva considerato il problema, c'è stata la concentrazione dell'ASL. Sono arrivati quelli pescatori, sono quattro sostanzialmente, le abbiamo votate, una è equilibrio le altre tre no, ma perché sono volte avvocato? Perché stiamo discutendo della bozza di un regolamento comunale che ha un contenuto varie articoli che sono un contenuto strettamente giuridico. Qua non stiamo decidendo se vogliamo far gestire il mercato ittico il comune di Caore piuttosto che un'altra terza. Questo abbiamo già deciso ad agosto, nel settembre dello scorso anno. Qui stiamo solo approvando un regolamento del Consiglio comunale che è tutto un complesso di norme per le quali suppongo che i pescatori non abbiano le competenze giuridiche per poter andare sicuramente a analizzare norma per norma. Credo che questo sia il motivo di carico dell'avvocato. Se poi mi studiano, per carità, mi diranno che non c'è stato accordo, non c'è stata concentrazione, ma abbiamo lasciato un mese di tempo, sono arrivati l'ultimo giorno, comunque le abbiamo preso in considerazione, una l'abbiamo accorda. Grazie Sindaco, mettiamo ai voti libera. Scusa, noi prima chiediamo che venga votata la richiesta da me formulata, alla quale mi pare che aderisca anche l'altro gruppo, di ritiro del punto dall'ordine del giorno. Mettiamo quindi ai voti la richiesta del capogruppo Borin di ritiro. Voti favorevoli? Sì, non è una motivazione esclusivamente tecnica, è una questione di rapporti. È una questione? Sono tante questioni, non solo tecniche, l'abbiamo detto, perché qua è anche il proprio modo di comportarsi, non li avete ricevuti e non credo che se uno ha una barca grande deve fare tutti i costi, io mi permetta e lasciamo dire a loro come devono gestire le cose. Quindi oltre alla motivazione è stata data, ribadisco anche questo, e poi non si venga a dire che la lettera è arrivata all'ultimo, è arrivata al 25 e avete detto tempo fino a fine luglio, è stata protocollata il 25. Chiudo. Mettiamo ai voti la mozione Bonin, richiesta di ritiro, voti favorevoli? 6. Voti contrari? 9. La mozione non viene recepita. Mettiamo allora fai una guerra. Come a guerra? Mettiamo ai voti Vuoi a guerra o fai una guerra? della delibera. Fai una guerra? Perché mi vuole mangiare? Tutto fiore in casa dai a mangiare. Dichiarazione di voto. Non posso venire a casa alle 4 pomeriggio come che vuoi fare. Quindi quello che era stato anche l'argomentato posto alla base della richiesta di ritiro del punto dall'ordine del giorno, noi riteniamo che a questo punto non ci siano le condizioni per partecipare al voto. Non abbiamo visto quindi che dobbiamo andare a pieno se votare o non votare, se votare come votare. Mettiamo ai voti quindi l'approvazione. Si prego allora tengo a considerare in questo Consiglio Comunale la gestione del punto sbarco completa l'amministrazione solo la sanificazione del punto sbarco, gli orari, però le decidono tutte le autorità competenti e non il Comune, quindi il Comune non obbliga a far arrivare l'esperienza alle 4 del pomeriggio, alle 5 o alle 6 o alle 7. Chi gestisce da quel punto di vista dei controlli è l'autorità competente, non l'utente gestore.
Quindi la malinformazione e la cattiveria in questo caso non vengono dall'amministrazione comunale, bensì da voci che non vogliono queste strutture, perché l'orario del punto sbarco, e torno a ripeterlo, non è gestito dal comune, bensì è gestito dall'autorità competente. Qua chiudo. Mettiamo in voti la delibera, voti favorevoli, 9, voti contrari e voti unanimità. La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli. Passiamo alla successiva delibera. Facciamo la successiva delibera in relazione all'assessore Cuccio. Modifica il regolamento tutela animali di quella del Consiglio Comunale 97 del 18 dicembre 2012. Ammesso che in data 29 giugno 2014 è stata pubblicata sul pool della Regione Veneto la legge regionale 17 del 19 giugno 2014, per cui la Regione ha modificato la propria legge 60 il 28 dicembre 93 progetto sul tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo, inserendo tra l'altro l'articolo 18 bis accesso ai giardini, parchi e aree considerate riservate di animali da compagnia. Tenuto conto che il nuovo articolo 18 bis consente, tra l'altro, la possibilità di accesso agli animali da compagnia a tutte le aree pubbliche di uso pubblico, compresi i giardini, parchi e le spiagge, previo l'uso dei guinzagli delle museruole e di altri strumenti contenutivi, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente. Atto che nel territorio comune di Caolo sono vigenti le seguenti norme regolamentari. Il regolamento tutela animali approvato con delibera del Consiglio 97 il 18 dicembre 2012. Regolamento sulla disciplina delle attività balneari approvato con delibera del Consiglio Comunale 19 del 31 marzo 2010. Ordinanza dirigenziale 249 del 12 aprile 2010. Che consentono l'accesso e la conduzione degli stessi in spiaggia esclusivamente nel periodo del 1 ottobre e 30 aprile, salvo che in tratti giovanili liberi appositamente individuati in aree concessionate debitamente organizzate ed attrezzate allo scopo di ospitare gli animali da compagnia. Considerato che il libero accesso degli animali da compagnia, in particolar modo dei cani alla spiaggia, contato durante l'estate da migliaia di persone, compresi i bambini che giocano, può comportare gravi problemi legati alla convivenza in spazi anche ristretti tra le persone e gli animali, nonché problemi di carattere igienico-sanitario. Il sindaco ha emanato apposita ordinanza registrata sul numero 9 del 9 luglio 2014 che prevede opportune limitazioni alla circolazione della tenuta degli stessi in conformità ai divieti già espressi all'articolo 18 bis, 2 della legge regionale 60 del 93, così come modificata dalla legge regionale 17 2014 sopra. Pertanto, al fine di uniformare e integrare le fonti normative oggi vigenti, si rende necessario recepire i contenuti di detta ordinanza e modificare il regolamento tutela animali l'articolo 9,2. Quanto detto, l'articolo 9 del regolamento tutela animali sarà integrato dal seguente comma denominato comma 2 bis, il quale do lettura integrale. È fatto obbligo a chi accede con i cani di spazi liberi del comune di Caolo, ivi compresa la battigia, le aree antestanti le concessioni dove si potrà solo transitare e non sostare, di tenere gli stessi al guinzaglio, la cui lunghezza non potrà essere superiore a 1,50 m, nonché dotarli di idonea museruola, fatta eccezione per l'uso di questa, i cani di piccolissima taglia quando sono tenuti in braccio o per tutti durante lo stazionamento, quando non vi siano altre persone o animali nel raggio di 1,30 m. I conduttori dovranno comunque avere sempre a seguito la museruola da utilizzare al bisogno. Lettera B. È vietato l'ingresso in acqua dei cani al di fuori delle zone del luogo individuate. Sono esclusi dai predetti obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per i servizi di salvataggio guidati da istruttori autorizzati. L'attraversamento delle aree in concessione attrezzate al fine di raggiungere la battigia da parte dei cani condotti al guinzaglio muniti di museruola potrà avvenire esclusivamente attraverso i corridoi a luogo predisposti. Le aree libere e o date in concessione riservate ai cani accompagnati si applicano le norme regolamentari vigenti se non contrastanti con le nuove disposizioni della legge regionale 17 del
19 giugno 2014. Al fine di una migliore comprensione delle modificazioni statutarie proposte, si lega alla presente il nuovo testo regolamentare come indicato in grassetto il comma 2 bis. Tutto quanto sopra detto si propone di deliberare in merito all'approvazione del testo modificato del regolamento tutela animale. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Mettiamo ai voti, chiedo scusa, capogruppo Peso. Più che altro ne avevamo anche parlato in commissione anche di questo argomento, che alla fine faremo una anche per noi umani oltre che per gli animali senza nulla togliere. Però appunto si parla di tutela, la legge parla di tutela animali da affezione, la legge regionale, giusto? Per evitare randagismo e quant'altro. Quindi dà libero accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia. Come mai nell'ordinanza, cioè nell'ordinanza che deve essere fatta nella modifica dell'articolo, vi è messo solo il cane? Potrebbe essere anche un gatto, un animale da compagnia, anche un criceto e forse anche qualcos'altro, perché non è identificato solo il cane. Però dopo, sempre su questa cosa, torno a dire, l'avevo detto anche al capogruppo Marchegiano che ma erano le zone destinate agli animali, quindi ai cani, c'è la scelta per i cani, dovrebbe esserci anche la disposizione dell'arco del pescatore per farli correre, vabbè, se dobbiamo adeguarci ci adeguiamo, però la vedo un po' restrittiva anche per gli animali perché, torno a dire, una museruola, il cane soffre di più, il gatto io la museruola non l'ho mai vista, il criceto di mio figlio che lo trovo in spiaggia nemmeno quello. Però poi il guinzaglio, parlate di 1 metro, ordinanza 1,5 metri, no, sì, 1,50 metri, e soffre la cara una creatura, però vabbè. Quindi vedo tante restrizioni che secondo me non hanno neanche senso, perché poi anche quella dei 30 metri, come si fa a dire che nella passeggiata a lungomare ci siano 30 metri dove non si incontrano persone o altro? Mi sembra un po', soprattutto durante la stagione. Quindi torno a dire, forse chi di competenza, visto e considerato che questo viene con una legge apposita regionale, forse doveva intervenire in uffici diversi, magari anche coinvolgendo gli altri sindaci, perché credo sia materia di tutti i comuni, e già portare dalla regione qualche modifica o regolamento dal regolamento, perché torno a dire, se andiamo ad analizzare il tutto è un controsenso, perché io ribadisco, per quanto riguarda il cane, il gatto, il criceto e quant'altro sono animali da compagnia, non trovo differenza, invece qua si va a mettere solo il cane. 1,50 metri lo trovo veramente di guinzaglio assurdo. Poi un cane d'estate col caldo, museruola e quant'altro, io salvi il cane, è a 30 metri. Dove va a passeggiare la gente con i cani? Perché se sono tutte queste restrizioni qua è automatica che la legge non va rispettata. Poi chiedevo Assessore, chi farà l'organo di controllo per quanto riguarda a rispettare l'ordinanza? Sì, grazie capogruppo, le faccio rispondere subito dall'assessore. Prego Assessore. Sì, capogruppo Teo, concordo con lei quando dice che questa legge regionale è assurda. È vero che noi riteniamo anche fosse non materia di competenza della regione legiferare in questo tema, ma purtroppo la riceviamo ed è entrata in vigore il 7 luglio, stesso giorno che noi abbiamo fatto l'ordinanza per poter parlare il colpo. Perché abbiamo ristretto l'ordinanza solo ai cani? Perché è l'animale da compagnia per eccellenza. È chiaro che l'aggressività di un cane non è paragonabile a quella di un criceto, perché se lei va in giro con un criceto penso che non aggredisca nessuno. Penso che farà violenza al criceto, portarlo in spiaggia perché non mi sembra il luogo idoneo. Personalmente credo sia violenza anche per alcuni cani andare in spiaggia, ma c'è un'idea mia personale. Penso di averle risposto tutto. L'organo competente
di questo sono tutti gli organi che hanno competenze in spiaggia, può essere la Capitaneria di Porto, i vigili urbani e gli enti che in qualche modo vigilano sulle nostre avenue. Grazie Assessore. Prego Capogruppo Uri. Grazie Presidente. Era solo per chiedere se, alla luce anche dell'esperienza maturata in altri argomenti, di questa vicenda è stato interessato il coordinamento dei sindaci elettorali, visto che considerato che poi la questione interessa a tutti bene o male i comuni di litoranei, quindi quelli che sono di fatto più esposti a questo tipo di problematiche che in ragione del fatto sono altro che via la spiaggia. Grazie Capogruppo Borini. Ci sono altri interventi? Prego Capogruppo, prego Consigliere Paolo. Allora, qua si sta cercando di porre rimedio ad una legge regionale fatta male. Questa legge nasce, mi raccontavano amici della regione, nasce per uno scopo e poi, come si sa, durante il dibattito consigliare c'è chi riesce a infilare un emendamento e la legge cambia in corso d'opera. L'emendamento è stato proposto dal Consiglio regionale Gennaro Marotta di Italia dei Valori e è stato approvato all'unanimità, e è un emendamento che ha snaturato le finalità originali di un testo di legge che era stato appunto meditato ed esaminato nelle commissioni e prima dell'approvazione ha subito uno stravolgimento e che va anche contro probabilmente le finalità dello stesso proponente dell'emendamento, perché come si diceva puntare a far andare i cani in spiaggia con guinzaglie e lucevola sperando di fare gli interessi dei cani e dei proprietari dei cani significa avere preso un abbaglio, perché si ottiene l'effetto esattamente contrario. Si procura sofferenza agli animali, non si va ad aumentare, come dire, i diritti degli animali o dei proprietari degli animali. Allora, quindi una legge sbagliata, fatta male, qui occorre porre rimedio, però sanando la radice il problema. Non è possibile che ogni comune vada in ordine sparso cercando di fare chi l'ordinanza, chi il regolamento. Poi mi mettono i panni del turista o del proprietario di un cane che prima di entrare alla spiaggia di Caorle deve impararsi le norme di Caorle, poi cambia spiaggia il giorno dopo e trova norme completamente diverse perché Bibione ha adottato San Michele diversi regolamenti. La via maestra credo sia appunto utilizzando il coordinamento dei sindaci della Costa Veneta, far valere tutto il peso politico di questo gruppo di sindaci per chiedere urgentemente una revisione normativa alla Regione. Altrimenti rischiamo di fare, come si dice in dialetto, peso per fondo del muso. Grazie Consigliere Paolo. Ci sono altri interventi? Prego Sindaco. Allora, per quanto riguarda il coinvolgimento della Regione Veneto nei confronti delle amministrazioni comunali è stato pari a zero, nel senso che a nessun livello la Regione Veneto ha chiesto, comunicato oppure semplicemente concertato con le amministrazioni comunali oppure a livello di partecipazione. E concordo con chi ha detto che la legge regionale è sbagliata. Concordo anche sul fatto che la legge regionale non aveva le competenze per entrare nel merito di una normativa che è prerogativa statale. Purtroppo non è quello di Caorle che può percorrere verso la legge regionale, ma bisognerà attendere o un ricorso al TAR verso l'ordinanza contingente urgente o verso una delibera odierna, oppure, e quindi in quel caso una pronuncia del giudice amministrativo che può sollevare il problema a livello istituzionale con tipo di attribuzione di competenze, oppure bisogna attendere un ricorso verso un eventuale sanzionatorio, accertamento sanzionatorio, nel caso della competenza del giudice ordinario, in cui sede si può eseguire la stessa cosa. Nel frattempo abbiamo voluto correre i quali con un'ordinanza contingente urgente, un caso voglio
se è stata concertata un'opera di sindaci da Costa, non abbiamo avuto il tempo di fare la riunione, ma ci siamo consultati via telefono su quale poteva essere il contenuto. È stata una concertazione fatta a livello di organo politico, è stata una concertazione fatta a livello di coordinati di polizia locale, che poi sono quelli che hanno tutto il carico, o di regia ordinanza o di vigilare Libera. E l'accordo è stato che Caule e Carolino Trepoti sostanzialmente ha emanato l'ordinanza di regime urgente lo stesso giorno 9 luglio. Sostanzialmente il testo è uguale, tranne forse per una piccola differenza, che Jesolo inizialmente voleva attendere e vedere gli sviluppi, ma poi in occasione dei ben noti fatti riportati dalla stampa di aggressione da parte di un animale del bambino, ha dovuto correre il pari ed emanare subito un'ordinanza con principio urgente, più o meno lo stesso testo. In realtà non mi è dato pervenuto. Per quanto riguarda la posizione di San Michele del Tagliamento, è stato deciso di non mettere l'ordinanza, ma di portarla direttamente all'attenzione del Consiglio Comunale, che peraltro si sta svolgendo in questi giorni, o se ci vuole, non lo so, e anche in quel caso però il testo era sostanzialmente condiviso dall'organo politico e dall'organo dirigenziale. Successivamente, quando ci è stato dato il tempo, quindi circa pochi giorni fa, 5 giorni fa, c'è stata una riunione dei sindaci dove l'argomento è stato sviscerato, perché è vero, ha accolto un indirizzo per il quale si deve comunque prevenire una armonizzazione totale della normativa e quindi in corsa, adesso ormai la stagione di fatto volge al termine tra breve, probabilmente il problema sarà in ogni caso contingentato e arginato in questo momento, ma in vista della prossima stagione sarebbe cosa opportuna che a livello regolamentare tutta la costa si uniformi nel testo. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Allora, votiamo la delibera. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? Astenuti? 6 assenti, la delibera. Mettiamo votazione immediata, eseguibilità. Voti favorevoli? 9. Contrari? 6. Astenuti. La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli. Passiamo ora alla prossima delibera, relazione del Sindaco. Prego Sindaco. Tra le novità, sì, la delibera oggetto l'individuazione dell'area oggetto di esclusione dall'applicazione della SCIA ai sensi articolo 23 bis 4 del DPR 380 del 2001. Tra le novità introdotte dal decreto legge 69/2013, cosiddetto decreto del fare, convertito nella legge 98/2013 del 9 agosto 2013, è stata ampliata la fattispecie della ristrutturazione edilizia con conseguente variazione del testo dell'articolo 3,1 lettera D del DPR 380 del 2001 con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della sagoma e ricomprendendovi anche la ricostruzione di edifici già crollati, che sia possibile accertare la preesistente consistenza. A seguito delle modifiche introdotte al citato decreto risultano pertanto soggetti a SCIA anche i seguenti interventi prima soggetti a permessi di costruire un'alternativa superdia. Ristrutturazione edilizia che portino a un regime edilizio di tutto in parte diverso dal precedente e che comportino modificazioni della sagoma a condizione che abbiano per oggetto immobili non soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 42 del 2004. Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni per il regolamento della normativa antisismica, ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione che alterano la sagoma degli edifici, poiché sia possibile accertare la preesistente consistenza, sempre che abbiano per oggetto immobili non sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 42 del 2004, varianti ai permessi di costruire anche se incidenti sulla sagoma dell'edificio, qualora riguardanti immobili non soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 42 del 2004. Pure di Caule dotato del piano di assetto del territorio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale del Veneto numero 11 del 23 aprile 2004, approvato con delibera di giunta provinciale numero 7 del 2004, pubblicata sul BUR numero 21 del 21 febbraio 2014.
La legge urbanistica regionale stabilisce che i piani regolatori vigenti assumono valore ed efficacia del piano degli interventi presso le parti compatibili con il parco. Il suddetto piano regolatore generale comunale ha perimetrato il centro storico della città di Caorle, ai sensi del decreto ministeriale 1444 del 68, come zona territoriale omogenea A, indicando inoltre i gradi di protezione degli edifici esistenti. L'articolo 12 dell'NTA di attuazione del DRG dispone che nelle ZTOA per gli edifici esistenti sono sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 31, lettere A, B e C, della legge 457 del 78, nonché dell'articolo 3, lettere A, B e C, del DPR 380 del 2001. La delibera di giunta provinciale numero 7 del 17 gennaio 2014, presa d'atto e ratifica l'approvazione del fatto del Comune di Caorle. Il primo piano degli interventi ex PRG con norme tecniche di educazione, considerato il centro storico, compreso tra l'abrigo interno e la diga denominata Lungomare Petronia, è costituito nella sua organizzazione da calli, campielli e singoli edifici che si caratterizzano per aver mantenuto, ancorché recuperati nel corso degli anni, le loro originarie tipologie di borgo e di pescatori in un contesto architettonico ormai consolidato che non deve essere sottoposto ad alterazioni di alcun tipo. Rilevato che in caso di ammissibilità della SCIA, gli interventi previsti nell'articolo 23 bis, 4 sopra richiamato, potrebbe non essere assicurato un efficace controllo preventivo dell'ente, con la necessità di adottare, se del caso, posteriori provvedimenti inibitori o sanzionatori delle attività eventualmente poste in essere non conformemente alle disposizioni normative, considerato che la sottocitata norma dispone l'obbligo per i comuni di individuare con propria deliberazione le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti permessi di costruire, comportante la modifica della sagoma, ritenuto necessario per seguire le finalità di intenzione e le cautele insite nel summenzionato articolo 23 bis del DPR 380 del 2001 nel testo in vigore, con riferimento all'intera zona territoriale omogenea A, come individuata negli elaborati del vigente piano degli interventi, non ammettendo per gli interventi di cui è sopra richiamato articolo 23 bis, 4 del DPR 380 del 2001, il ricorso alla SCIA. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di escludere il ricorso alla SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti permessi di costruire, comportanti modifiche alla sagoma in applicazione dell'articolo 23 bis, 4 DPR 380 del 2001, così come introdotto dall'articolo 30, 1, lettera F della legge 98/2013 nella ZTOA, così come individuata nel vigente piano degli interventi nei fabbricati sottoposti a tutela di legge. Grazie Sindaco, ci sono interventi? Prego, consigliere Tolone. Sì, solo una precisazione, cioè vista nell'ambito del centro storico comunque sono considerati, subiscono questo tipo di intervento solamente per edifici lati, gli altri no. All'interno della ZTO ha tutto complicato. Il fatto che siano poi sottoposte a tutela rientra semmai nel concetto di gradi di protezione, però questa delibera non è deroga per quanto riguarda l'intera ZTOA. Ci sono altri interventi? Bene, mettiamo i voti. La delibera appena discussa. Voti favorevoli? No, voti favorevoli. Voti contrari? 0. Voti astenuti? 6 voti astenuti. La delibera viene approvata comunque. Sì, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 9. Contrari? 6. E astenuti 0. Passiamo ora alla prossima delibera. Relazione all'assessore di Noia. Prego, assessore. Buonasera a tutti. L'articolo numero 10 ha come oggetto la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 128 del 5 giugno 2014, avente oggetto
la variazione numero 2 in via d'urgenza al rilancio di previsione 2014-2016. Permesso che il decreto legislativo numero 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge numero 42 del 2009. Il decreto legge numero 102/2013 ha adottato di un anno il periodo di sperimentazione, spostando il regolamento obbligatorio al 2015 e dando la possibilità agli enti di presentare domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2014. Con la deliberazione di giunta comunale numero 918 del 26 settembre 2013, il Comune di Caorle ha espresso la volontà di entrare in sperimentazione dal 1 gennaio 2014. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 92164 del 15 novembre 2013 ha inserito il Comune di Caorle tra gli enti che partecipano alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile di cui al decreto legislativo numero 118 del 2011. Considerato pertanto che la disciplina attualmente applicabile alle variazioni di bilancio deve tener conto in particolare dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 118 del 2011 e dell'articolo 10 del conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 dicembre 2011, vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 128 del 5 giugno 2014, avente ad oggetto la lezione numero 2 in via d'urgenza bilancio di previsione 2014-2016, che in copia costituisce allegato numero 1 della presente deliberazione, risulta che la citata deliberazione è stata assunta in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 42,4 del decreto legislativo 267 del 2000 ed è conseguentemente da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi a piena decadenza, realizzata la sussistenza dei motivi d'urgenza o del trattamento del suddetto provvedimento, visto il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti in data 4 luglio 2014, che in copia costituisce l'allegato numero 2 del presente atto, e dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 24 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, e visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 4 del regolamento di controllo interno in merito alla presente proposta di deliberazione, e visto altresì il parere espresso dal segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si propone di deliberare di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione di giunta comunale numero 128 del 5 giugno 2014, avente ad oggetto la lezione numero 2 in via d'urgenza al bilancio di previsione 2014-2016, che viene allegata in copia al presente atto. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego, consigliere Tonò. Due domande secche, perché qui si interviene nel bilancio e quindi in una revisione di urgenza. Io